Mezzo chilo di cocaina e svariati chilogrammi di hashish ogni settimana. Arrivava così da Milano, trasportato a bordo di potenti motociclette, il fiume di droga destinato alle province di Treviso e Venezia, ma anche al Friuli. Al vertice dell'organizzazione sgominata dai carabinieri, Ciccio e Rabia, un albanese e un marocchino conosciuti nell'ambiente della malavita con questi soprannomi. Il movimento veniva fatto a bordo di motoveicoli proprio per evitare di poter essere intercettati e magari nel momento in cui c'era la necessità di fuggire lo avrebbero potuto fare più agevolmente. Ai due leader si appoggiava una fitta e capillare rete di cosiddetti pesci piccoli. I casolari, nella campagna del Trevigiano e del Porto Gruarese, erano i luoghi dove la droga veniva frazionata e quindi nascosta. Lo stupefacente veniva ripartito in quantitativi più piccoli e veniva sepolto all'interno di vasetti per preservarlo dalle condizioni atmosferiche esterne e veniva nascosto sia in appezzamenti di terreno agricolo che all'interno di casolari abbandonati. L'indagine, partita da 17 arresti effettuati lo scorso maggio, è continuata fino ad oggi, quando sono scattati all'alba altri 8 ordinanze di custodia che hanno interessato cittadini albanesi, marocchini ed italiani, 5 dei quali residenti nella Marca. Il gruppo copriva, come detto, il Veneziano, la provincia ad est di Treviso. Episodi di cessione sono stati però documentati anche a Lignano e Pordenone. Un gruppo violento che non ha mostrato nessuna pietà nei confronti di chi ritardava nei pagamenti dello stupefacente. Un'attività punitiva nei confronti di uno extracomunitario che risiede a Montebelluna, che era stato minacciato con un cane mordace ed era stato anche oggetto di forte violenza. Complessivamente i due stralci dell'indagine hanno visto venire deferite all'autorità giudiziaria 42 soggetti, ben 64 invece sono le persone che sono state segnalate in prefettura come assuntori di stupefacenti.